Zerazon, buongiorno. Oggi parliamo di buon cibo accompagnato da un buon vino in una location mozzafiato come Camogli e con il capitano del Vento Ariel, il ristorante a chilometri zero che ci condurrà in un viaggio tutto da assaporare. Buongiorno Davide Groppi. Ciao Michela, ciao a tutti. Capitano mio capitano. Come stai? Bene, dai, bene. Le giornate cominciano a essere interessanti, il clima comincia a essere gentile. C'è un'acqua, sono qua nella nostra spiaggia a Camogli, l'acqua è meravigliosa, il cielo è blu cobalto, c'è anche qua, Meraviglioso. insomma, non lamentiamoci, dai. Senti, che cosa ci regala il Mar Ligure in questo periodo dell'anno? Guarda, questo è un periodo a dir poco meraviglioso, per vari motivi, soprattutto a Camogli. Allora, la prima grossa novità è che finalmente da quest'anno abbiamo un nuovo peschereccio, si chiama il Giovannuccio, della nostra cooperativa dei pescatori, quindi dopo tanti anni torneremo ad avere gli scampi, i gamberi, i gamberetti di Camogli e non più solo di Santa Margherita. Questo è fondamentale. Altro passo importante, da ieri hanno calato la tonnara, la nostra tonnella, anzi perché poi non è una tonnara, è una tonnella diciamo equosolidale, perché comunque è fatta con reti di cocco che poi vanno a distruggersi, non ha diciamo la mattanza come la vera e propria tonnara, e pesca principalmente palamite, ricciole, ogni tanto qualche pesce spada. E questo per Camogli è fondamentale, perché avendo la tonnara tutti i giorni hai 3 leve, hai garanzia di pescato a miglio zero, sempre reperibile, dalle palamite alle ricciole, ai tonnetti, agli alletterati, alle tonnelle nobili, pesce spada, diciamo. Garanzia di pescato a miglio zero, proprio davanti a Punta Chiappa dove c'è la nostra tonnella. Ecco. Ok, Le due cose, le novità, diciamo, primaverili. ok. Poi come stagione, in questa stagione diciamo, si pescano varie qualità di pesci, tante qualità di pesci. Ecco. I piatti da preparare con tutto questo pesce di cui ci hai parlato fino ad ora? Ma guarda, quando comincia il caldo, poi le preparazioni, almeno per quello che riguarda il mio piccolo ristorante, sono le classiche acciughe marinate al limone, le cosiddette acciughe alla miraglia, ovviamente prima abbattute per via dell'anisakis, abbattute 24 ore e poi messe a marinare col limone. E poi dall'anno scorso ho inserito un piatto che mi è stato regalato dall'ex glorioso ristorante Rosa che ha chiuso i battenti 3 anni fa, essendo amico della Maria Rosa Costa, diciamo amico e anche suo allievo, perché negli anni lei non è solo una ristoratrice, è anche una biologa marina e ho imparato tanto da lei, tanto. E mi ha regalato questa preparazione che è praticamente la palamita in agrodolce. No? Quella. È un piatto sfizioso perché viene servito a temperatura ambiente e quando è estate è una cosa abbastanza gradevole perché quando arriva poi il caldo vero, quello che noi chiamiamo la maccaia, è un piatto che può dare gioia. E praticamente non si fa altro che prendere le palamite che pesca la nostra tonnara, farle bollire, sfilettarle bene e poi servirle con sopra questa salsa con più o meno una trentina di ingredienti. E ovviamente quando mi ha regalato questa salsa mi ha fatto anche firmare un foglio dove non l'avrei detta a nessuno diciamo, le dosi e la materia prima con la quale vengono preparate questa salsa, con la quale viene preparata questa salsa. Dico solo che la base è di cipolla con tante altre cose, vari sapori, dall'alloro, la salvia, il rosmarino, i chiodi di garofano, lo zenzero e adesso mi fermo perché ci sono Bravo. tanti altri diciamo gusti o sapori particolari che però non voglio dire, me li tengo per me. Ecco. Quale vino ci si abbinerebbe? Allora, l'abbinamento con l'agrodolce è sempre purtroppo abbastanza difficile, perché comunque con l'agrodolce viene usato l'aceto. Quando viene usato l'aceto, ahimè, l'abbinamento col vino rischia sempre di diventare abbastanza problematico. Io per non sbagliare, cioè per non sbagliare, non per non sbagliare, al mio gusto diciamo,
cerco sempre, abbinando questo piatto, di dare dei vini non particolarmente profumati, ma di dare diciamo, dei vini secchi e possibilmente territoriali. Potrebbe essere tipo una buona bianchetta, l'unica DOC che abbiamo qua nel nostro golfo, nell'entroterra di Chiavari a Castiglione, Chiavarese. Abbiamo la bianchetta. Questo secondo me è un vino che si abbina bene alla palamita in agrodolce, per dire. Poi certamente ognuno è anche un pochettino, vale sempre la regola del de gustibus. Magari uno preferisce berci sopra anche un vino rosso o rosé, puoi abbinarci un ciliegiolo, per dire, sempre nostrano, delle nostre cantine, che possono essere, io ad esempio uso l'azienda agricola Pino Gino, ma ci sono tante altre aziende agricole che fanno dei prodotti comunque validi. La viticoltura negli ultimi anni, non solo in Liguria, è cresciuta in maniera esponenziale su tutto il territorio nazionale, per fortuna. Senti, io visto che ti ho qua, ne approfitto per chiederti un paio di cose da ignorantona in materia. La differenza tra il pesce tirrenico e il pesce adriatico? Allora, ci sono delle differenze diciamo, di qualità, ma questo è dovuto proprio all'aspetto, diciamo, della conformazione dei due mari, apparentemente uguali ma completamente diversi, in quanto il mar Tirrenico è innanzitutto un mare aperto, quindi essendo un mare aperto il mar Tirrenico ha delle profondità più elevate, degli scogli, e il pesce è notoriamente più caro e più gustoso. Nel mare Adriatico, essendoci la sabbia, si trovano lo stesso dei buoni pesci, ma non è che lo dica perché io vivo nel Tirrenico, però la qualità del pesce del mar Tirrenico è nettamente superiore a quella del mare Adriatico, sia come qualità che come prezzo. Questa è la realtà. Poi possono raccontarmi quello che vogliono, ma questo è quanto è oggettivo, ecco. Invece, sempre parlando di pesce, la differenza tra, perché mi impappino sempre tra alici, acciughe e sardine. Te la spiego subito, è una classica domanda del turista, questa che è normale, no? Cioè, ci mancherebbe. Allora, le alici e le acciughe sono la stessa cosa. Tendenzialmente si tende a definire alici quando sono piccoline e acciughe quando sono grandi, ovvero fino ai 12-14 cm alici. Quando sono 16-18 cm, che è la lunghezza praticamente massima di un'acciuga, vengono chiamate acciughe. Le sardine le possiamo chiamare anche queste, c'è chi le chiama sarde e chi le chiama sardine, e praticamente vale la stessa regola che vale per le acciughe. Le sarde sono fino a 16 cm anziché 12 e le sardine arrivano fino a 25. La sardina è un po' più grassa dell'acciuga, un po' più alla bocca, più appuntita e ha dei riflessi rossastri, mentre l'acciuga ha dei riflessi argentati. L'acciuga noi genovesi la chiamiamo argento du mar, o pan du mar o argento du mar, l'argento del mare. Poi da noi vengono pescate sia le sarde che le acciughe. Noi liguri abbiamo più la cultura delle acciughe, le mettiamo sotto sale, ci facciamo il tortino, le facciamo ripiene, impanate fritte, al verde, in tegame, in agrodolce, in scabeccio, alla giada, in milanta modi. La sardina noi la facciamo, come dico sempre scherzando io, alla portoghese, ovvero sia alla Villeroy, in appata de chi e in appata de là. Sono pesci molto grassi che possono dare delle gioie fatte semplicemente alla griglia. Tutto lì. Ma sono due qualità di pesci differenti comunque. Al sud hanno più la cultura della pasta con le sarde, in Sicilia per dire, lì la pasta con le sarde e l'uvetta è un po' quella che è per noi la pasta con le acciughe e i pinoli, no? Ecco, tutto lì. Ritorniamo invece all'interno del Vento Ariel, piatti tipici che si possono gustare da te. Beh, io insisto sempre, picchio sempre sul tamburo, come diceva Dizzy Gillespie, e penso che il mio patè di seppie negli anni, insomma, ci ho costruito tutto un discorso che sto portando avanti negli anni. E quindi il patè di seppie senza dubbio, questa nuova preparazione della Maria Rosa, che sono praticamente la palamita in agrodolce, le acciughine marinate al limone alla miraglia, come mi ha insegnato a fare mia mamma tanti anni fa. Poi un piatto al quale io do molta importanza, è un piatto popolare, ma a parer mio non è poi così semplice da fare, perché
ci vuole un grande rispetto per l'olio, per la materia prima e per via dicendo, e la frittura mista. Io tendo sempre a diversificare il fritto misto e cercare di fare il fritto mistico, cioè il fritto se fatto seriamente, il rispetto rigoroso del cambio dell'olio, la farina giusta, l'olio giusto, la temperatura dell'olio giusta. Il segreto più importante è una banalità, ma friggere poche cose in tanto olio e la frittura viene bene, croccante, bianchina, come deve venire. Certo, tante volte vedi delle fritture che sono raccapriccianti, però ognuno il suo. Senti Davide, in questo momento io sai che quando vengo in Liguria la prima cosa che faccio vengo a mangiare da te. In questo momento non si può. No se puede. Non si può, appena ci danno, appena ci riaprono i confini, Certo, mi certo. fiondo. Ma in questo momento stai facendo sport? Guarda, ho fatto un po' di asporto da ottobre fino a una settimana fa, tutti i giorni, solo il mezzogiorno e poi nel weekend la sera. Onestamente adesso nell'ultimo periodo, da quando siamo arancioni e le altre regioni rosse, durante la settimana ho un po' smesso, lo faccio il venerdì, il sabato e la domenica. Questo weekend farò anche uno sport particolare perché ho fatto una promozione sul mio patè di seppie, nel senso che a chi volesse avere il mio patè può prenotarmi al numero del ristorante entro venerdì e al prezzo di 35 euro può avere un plateau con 6 porzioni del mio patè di seppie fatto il venerdì mattina e può poi mangiarlo il sabato, la domenica, il lunedì e anche il martedì, perché comunque 3, 4, 5 giorni tenuto nel frigo dalla parte fredda, diciamo, dura senza nessun problema. E niente, si fa un po' da sport e diciamo che ti aiuta un pochettino a fare il tuo lavoro, ti fa stare nella tua casa, la tieni aperta. Però onestamente per chi è abituato a fare il ristoratore, mettere il tuo cibo in questi contenitori, darlo senza avere un rapporto col cliente, senza avere quella cosa che ti dà il cliente quando si siede al tavolo con la sua compagna, con il suo amico, si instaura un dialogo, un rapporto che spesso poi diventa amichevole. Questo ci manca tanto. Chi è abituato a fare il ristoratore da bambino come sono io, mi manca tanto il contatto umano con le persone. Questo sì, questo non è solo una questione di vendere, tutto lì. Lo dico proprio sinceramente, no? Per fare quello. No, sei stato molto, molto chiaro e traspare questa cosa. Poi ti conosco da un sacco di anni, so tutta la passione che ci metti. Grazie. Va bene, io ti ringrazio tantissimo anche per aver risposto a tutte le mie domandine e un grande abbraccio, un grande in bocca al lupo e ci vediamo presto. Certo, un abbraccio grande Michela, saluta tanto Davide e speriamo di rivederci presto, così come fu l'anno scorso, che siete stati tra i primi ad arrivare appena ci hanno sbloccato. E sono un italiano atipico, buona memoria. Ciao Davide. Ciao, ciao, grazie.